Riparte oggi per tutti la scuola senza mascherine nei ingressi contingentati a festeggiare per il ritorno alla normalità post-Covid. Anche genitori e nonni, calano gli studenti e si riduce il numero delle classi. Pesa anche tra i banchi il caro energia. L'anno scorso alle superiori per riscaldamento e utenza spese 4 milioni e mezzo, quest'anno le previsioni parlano di quasi 20, ma il risparmio, afferma l'assessore Rosolin, non parta dalla scuola. Morì nel 2018 schiacciato da un macchinario mentre lavorava alla cartiera di Ovaro. Oggi è cominciato a Udine il processo per l'omicidio colposo di Patrick Catarinussi, 3 gli imputati, 2 dirigenti, un operaio. Si è conclusa l'edizione 2022 di Friuli Doc con numeri da record. Per evitare polemiche sulle cifre, il Comune si è affidato all'Università di Udine. Un preciso sistema informatico stimerà scientificamente le persone presenti. 13 punti al secondo posto, l'Udinese di Sottile guaglia il record di miglior partenza in A della sua storia. Numeri da capogiro anche per l'attacco. Il secondo migliore di questa è Beto, fa un gol ogni 57 minuti. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Finalmente dunque tutti di nuovo a scuola, potendosi guardare bene in faccia con i sorrisi di bambini e ragazzi ben visibili, loro contenti di ritrovare compagni e insegnanti. Insomma, si ritorna alla normalità a scuola senza mascherine né ingressi contingentati. Con oggi tutti gli studenti, 136.000 in Friuli Venezia Giulia, sono ritornati in aula. Il calo dei nati pesa anche a scuola, con una riduzione del numero complessivo degli studenti e anche delle classi attivate. Dopo le prime campanelle suonate in alcuni istituti già la scorsa settimana, oggi ritorna ufficialmente sui banchi la maggior parte degli studenti del Friuli Venezia Giulia. Senza mascherine né ingressi scaglionati, le aule tornano quelle di un tempo, quando non conoscevamo il Covid, con la libertà, soprattutto per i più piccoli, di riabbracciare i propri insegnanti, guardandosi nuovamente in faccia. È giunto il momento di tornare tra i banchi di scuola per 136.000 giovani della nostra regione, ha scritto sui social il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A tutti, aggiunge, il miglior augurio di un buon anno scolastico, forse un po' meno felici per la sveglia presto, ma tornare a scuola è sempre un'emozione, saranno anni che difficilmente dimenticherete. Grazie ai docenti e a tutto il personale scolastico per il lavoro svolto quotidianamente. Buon inizio anno scolastico a tutti. Il calo demografico si fa sentire con la prima campanella. Sono 136.251 gli studenti in aula, 2.481 in meno rispetto allo scorso anno. Una riduzione che pesa sul numero delle classi, 54 in meno su settembre 2021. L'ufficio scolastico regionale ha assunto a tempo indeterminato 1.806 insegnanti e assegnato 2.825 posti a tempo determinato con contratti in scadenza al 30 giugno e al 31 agosto 2023. Di questi 1.084 sono docenti di sostegno. Oggi si saprà quanti insegnanti hanno rinunciato all'incarico, anche se, comprese le 65 assunzioni, secondo l'ufficio scolastico regionale, i posti scoperti sono poche centinaia. Le misure anti-Covid sono limitate al ricambio d'aria nei locali e al distanziamento sociale. Se a scuola non si fanno più i conti con le misure restrittive del Covid, si fanno i conti e come con il caro energia che pesa anche in questo settore in maniera drammatica, come ha detto oggi l'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolin, che ha scelto Coseano per inaugurare l'anno scolastico, dando alcuni numeri su quanto pesa per quanto riguarda le scuole superiori il costo del riscaldamento e delle utenze. Si è passati da 4 milioni e mezzo di euro a 19 e mezzo, ma non è dalla scuola che bisogna cominciare a risparmiare, ha detto Rosolin. Arriva dal Polo Educativo di Coseano, appena ampliato e ristrutturato, il saluto a tutti gli studenti del Friuli Venezia Giulia che oggi sono tornati sui banchi di scuola. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolin nell'occasione ha puntato il dito contro il caro energia, sottolineando che la situazione è drammatica. Lo scorso anno gli istituti superiori spendevano 4,5 milioni di euro per il riscaldamento e le utenze, quest'anno secondo le previsioni ne spenderanno 19,5.
Sulla possibilità di introdurre la settimana corta per far fronte al caro energia si è dichiarata favorevole a qualsiasi percorso che serva a portare a un risparmio, anche se è contraria a leggere la scuola come settore su cui risparmiare. Ha ribadito che la Regione sul tempo scuola non ha strumenti per intervenire e che comunque la maggior parte degli istituti il sabato sono già chiusi. Il polo di Coseano rappresenta un esempio concreto di razionalizzazione dei servizi e di contenimento dei costi di gestione. Una razionalizzazione che non sia risparmio, ma che sia valorizzazione di quelle che sono state le capacità di programmazione nel corso degli anni. E allora andiamo a capire meglio come è stato attrezzato l'Istituto Coseano per il risparmio energetico. Peraltro sono stati attivati sistemi all'avanguardia anche per quanto riguarda il ricambio d'aria attraverso la ventilazione meccanica assistita. Questo appunto il polo scolastico e sportivo di Cisterna di Coseano, inaugurato oggi. È punto di riferimento per tutto il comprensorio, il polo scolastico e sportivo di Coseano, per il cui ampliamento, oltre alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza, sono stati impiegati 4 milioni di euro, in larga parte stanziati dalla Regione. Fa parte dell'istituto comprensivo di Basigliano e Sedegliano e ospita complessivamente 220 bambini, 40 dei quali nella scuola dell'infanzia, 70 nella primaria e 110 nella secondaria di primo grado, e provengono anche dai comuni limitrofi. Abbiamo pensato di far sì che i ragazzi abbiano nel loro spazio, che è uno spazio enorme nel nostro caso, a disposizione anche il polo sportivo, quindi con i campi di calcetto, i campi di calcio, di tennis, il parco giochi e ovviamente poi l'ammodernamento di tutte le strutture, di tutti i locali delle 3 scuole. Abbiamo fatto sia l'efficientamento sismico e anche quello energetico, e quindi anche una questione di risparmio notevolissimo, e in più qui uno dei pochi esempi, penso, in regione c'è la ventilazione meccanica assistita, che è stata progettata addirittura prima del Covid, e di questi tempi direi che è qualcosa di eccezionale proprio per la sua utilità. Per qualcuno invece la prima campanella è suonata in un prefabbricato. È successo a Pordenone, nella struttura allestita dal comune per ospitare gli alunni della primaria narvesa in attesa della riqualificazione della scuola. La struttura è moderna e funzionale, garantirà un anno scolastico sereno agli alunni. Primo giorno di scuola particolare per oltre 200 alunni della scuola primaria narvesa di Pordenone. Il nuovo anno scolastico li vedrà ospitati assieme ai loro insegnanti nel prefabbricato di via Peruzza a Torre, una struttura allestita dal comune per accogliere gli studenti durante i lavori di riqualificazione della scuola di via Fonda. Il prefabbricato ospita circa 260 alunni suddivisi in 12 classi e 35 insegnanti. Adesso naturalmente si tratterà di affrontare un anno che sia il più sereno possibile. I bambini hanno dimostrato di apprezzare la nuova struttura. C'è chi addirittura si è espresso con "ma maestra, restiamo qui anche il prossimo anno". Il prefabbricato, inaugurato oggi per 3 anni, ospiterà anche altre scuole pordenonesi coinvolte dai lavori di sistemazione. È un immobile che rappresenta, dopo averle vagliate tutte, l'opzione migliore in termini di costi, in termini di logistica e in termini anche di tempistica, perché è garantito che gli alunni della Narvesa entrassero qui fin dal primo giorno scolastico. Peraltro un prefabbricato che poi servirà come sfogo per anche altre scuole quando si svolgeranno i lavori, e segnatamente il Beato Dorico e la Grigoletti. È un impegno notevole, parliamo di 700.000 euro, però quando si parla di scuola, quando si parla dei nostri ragazzi e dei nostri alunni, noi non possiamo tirarci indietro. Abbiamo raccontato di un inizio di anno scolastico senza mascherine, senza ingressi contingentati, con i banchi che tornano a riavvicinarsi tra loro. Insomma, un ritorno alla normalità che sembra essere particolarmente apprezzato anche da nonni e genitori. Li ha sentiti per noi Daniele Micheluz. Ci voleva, perché lo aspettavamo tutti, un rientro soprattutto nella socialità, nelle nuove relazioni, nuovi momenti anche per stare insieme con i compagni e finalmente ritornare pian pianino a quella che è la normalità che ci auspichiamo tutti. Sorriso in evidenza, il compagno di banco a fianco, la ricreazione senza limiti. A riassaporare la normalità sono gli alunni, ma anche i genitori e nonni dopo 2 anni di pandemia. La speranza che i ragazzi possano fare una scuola come hanno sempre fatto, come abbiamo fatto noi, potendosi guardare in faccia e vivendo la normalità.
Rientro un po' faticoso, nel senso che a livello organizzativo, però bene, dai, una nuova esperienza, lui è in prima media e quindi una nuova esperienza anche per i genitori. Per i ragazzi è un tuffo nel seppur recente passato. Bello, dai, abbiamo qualche nuovo compagno, nessun compito, bene. Mi dispiace un pochettino per le vacanze perché sono finite subito, però ho trovato amici che non sapevo. La speranza ora è che l'incantesimo non si rompa. Il primo giorno è stato bellissimo, secondo la nipotina, mi auguro che continui, infatti ha ritrovato compagni di scuola, anche seduta vicino, quindi più di così. Alcuni problemi dunque sono un lontano ricordo, altri invece purtroppo rimangono. Involucri contenenti droga, 0,6 grammi di hashish e alcuni residui di eroina sono stati trovati dalla Polizia di Stato alla stazione delle Corriere a Pordenone nell'ambito dei controlli effettuati in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Gli accertamenti sono stati fatti dagli agenti della Questura del Friuli Occidentale anche in alcuni plessi scolastici con i cani antidroga della Polizia Locale di Caorle e San Michele al Tagliamento. 2 ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati trovati in possesso di alcuni spinelli e sono stati segnalati alla prefettura di Pordenone. Morì nel 2018 schiacciato da un macchinario mentre lavorava nella cartiera di Ovaro. Oggi è cominciato in tribunale a Udine il processo per l'omicidio colposo di Patrick Catarinussi. 3 gli imputati, 2 dirigenti e un operaio. Fu schiacciato dalla macchina tagliaquadri della cartiera. Al via in tribunale a Udine il processo per omicidio colposo. La vicenda risale al 23 ottobre del 2018, quando un operaio della cartiera Reno De Medici di Ovaro, il 35enne del posto Patrick Catarinussi, morì sul colpo quando il macchinario gli causò un violento trauma cranico. Oggi, con la testimonianza del tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria che si occupò del caso, è cominciata la fase istruttoria del processo. Imputati, oltre alla società, sono il presidente del CDA di 71 anni, il 55enne direttore dello stabilimento e l'operaio di 41 anni preposto alla sicurezza. Stando al capo di imputazione, i 2 dirigenti consentirono che la macchina fosse utilizzata nonostante l'assenza di alcune protezioni previste dal manuale d'uso, assenza che fu segnalata nel 2013 da un'ispezione tecnica. Il preposto invece è accusato di non aver segnalato al datore di lavoro la carenza del macchinario in merito ai dispositivi di sicurezza. Salvo per miracolo un 66enne di Gemona del Friuli precipitato per una cinquantina di metri a quota 1650 mentre affrontava il sentiero CAI 806 che conduce alla cresta del Monte Verzegnis. L'uomo ha riportato gravi ferite alla testa, contusioni varie, ma è rimasto fortunatamente vivo. I soccorsi sono arrivati immediatamente grazie alla richiesta d'aiuto attivata dal compagno di escursione. Dopo essere inciampato, il gemonese ruzzolato per una cinquantina di metri lungo un ripidissimo pendio, fermandosi proprio sopra ad un precipizio con un ulteriore salto di 10 metri che sarebbe stato inevitabilmente fatale. L'uomo, nonostante le gravi ferite, le contusioni, è riuscito a rimanere sempre cosciente fino all'arrivo dei soccorritori giunti a bordo dell'elicottero regionale. Complesse le operazioni per l'imbarco con medico, infermiere e uomini del soccorso alpino che sono stati sbarcati ai piedi di un pendio. Un 16enne cade nella notte da un muretto da un'altezza di 5 metri, viene salvato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco. È successo nel quartiere San Luigi di Trieste, è stato il papà del ragazzo ad allertare il 112. Il figlio si trovava con una coetanea, ha perso l'equilibrio su un salto franoso che dà verso il campo di calcio ed è caduto procurandosi la frattura di un polso e varie escoriazioni. I soccorritori si sono calati con la corda, lo hanno recuperato e consegnato alle cure del padre che lo ha portato in ospedale al Burlo. Una giovane madre rimasta vedova si illude di trovare un nuovo compagno e un papà per i propri figli, in realtà finisce in preda ad un aguzzino che la costringe a prostituirsi. L'idillio dura poco perché lui non vuole lavorare, obbliga la donna a vendere il proprio corpo per mantenere la famiglia, fino a quando la giovane trova il coraggio di denunciarlo. Lui, un cittadino rumeno di 56 anni, a quel punto fugge, ma a distanza di tempo viene rintracciato dai carabinieri della stazione di Prosecco.
telefonico della radiomobile di Aurisina e della stazione di Basovizza durante un controllo di retrovalico. Era a bordo di un autobus diretto in Romania. I militari hanno scoperto che l'uomo era ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione e percosse. È stato arrestato. Visita oggi nella nostra regione del Ministro alla Cultura Dario Franceschini, prima tappa a Villa Manin di Passariano, dove grazie ai fondi del PNRR il Ministero ha finanziato interventi per 2 milioni di euro all'interno del parco. Visita del Ministro Dario Franceschini a Villa Manin di Passariano, dove il Ministero ha finanziato interventi nelle residenze artistiche che potranno ospitare progetti su spettacoli dal vivo. I lavori nel parco della villa, finanziati attraverso il PNRR con 2 milioni di euro, dovranno essere completati entro il 2026. Non è detto che gli investimenti sulla cultura continueranno, ha detto nell'occasione il Ministro, sottolineando che il nostro Paese ha messo 7 miliardi del PNRR su beni culturali, una cifra più alta in percentuale rispetto agli altri Paesi europei. Io ho lavorato alla Ministra della Cultura, sto insistendo perché la cultura resti un volano dello sviluppo nei prossimi anni e non che torni marginale come è stato per troppo tempo. Riconferma dell'arte bonus. L'Art Bonus è un grande vantaggio fiscale che c'è finalmente da qualche anno per chi investe e dona in cultura. Sono entrati quasi 700 milioni di euro di grandi donazioni e piccole donazioni che sono stati utilizzati per musei, teatri, cinema, attività culturali, quindi veramente una grande dimostrazione, spero che crescerà ancora di più. Durante la visita non sono mancati riferimenti alla campagna elettorale. Noi cerchiamo di parlare in campagna elettorale di cose possibili, di assumere impegni che poi potremo rispettare. Vedo che la destra usa la facilità degli slogan, la spara grossa, non preoccupandosi poi che si creano aspettative impossibili da soddisfare. Quindi vorrei che ci fosse più serietà, più senso di responsabilità. E un appello al Ministro della Cultura Dario Franceschini affinché arrivino input a livello ministeriale governativo, perché regioni e comuni possano capire che i luoghi della cultura non devono essere chiusi nonostante la crisi energetica e che quindi vengano aiutati. È quello lanciato da Tiziana Gibelli, assessora alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia, al Ministro Franceschini nel corso della sua visita oggi in regione. Gli enti locali stanno già facendo programmazioni per il risparmio energetico, ha detto l'assessore Gibelli. Nei piccoli comuni la tendenza è dire vabbè, nella biblioteca ci vanno in pochi. Sì, ci vanno in pochi, ha detto Gibelli, ma chiudendo la biblioteca neghi un servizio che per quei pochi è fondamentale. Bisogna fare in modo, ha concluso, che questo non succeda. E a proposito di costi energetici, sono alle stelle quelli per il comune di Pordenone che da gennaio a oggi ha pagato oltre 6 milioni di euro, il doppio rispetto al 2021. Molto preoccupato il sindaco Ciriani, nel 2023 rischiamo di dover tagliare tutti i servizi per pagare le bollette. Una maxi bolletta che si avvicina ai 10 milioni di euro, questo quanto potrebbe pagare il comune di Pordenone nel 2022 per energia elettrica e riscaldamento degli edifici pubblici, un conto salato che rischia di compromettere l'attuale bilancio e i servizi offerti. Non ci sono segni di miglioramento, le bollette incidono sulle imprese e le famiglie, ma incidono moltissimo anche nei comuni che devono garantire luce, riscaldamento, raffrescamento a asili, scuole elementari, scuole medie, biblioteche, edifici pubblici, palestre, impianti sportivi, strutture sociali. E do un dato, noi pagavamo circa 3 milioni e 300 mila euro complessivi di tutte le spese energetiche nel 2021, nel 2022 ad oggi siamo arrivati già a 6 milioni e 100 e purtroppo l'anno non è finito e non è finita neanche la crisi. È evidente che cerchiamo di compattare, di comprimere, di risparmiare su tutto, ma occorre una presa di posizione netta e inequivocabile da parte dell'Italia e dell'Europa che ci consente di liberare queste risorse, altrimenti ci troveremo sicuramente a garantire questo tipo di servizi, ma con comuni che potranno fare decisamente pochissimo. Ma a preoccupare ancora di più è il futuro, con rincari simili. Il 2023 fa paura. È una prospettiva drammatica. Se dovesse ripetersi la stessa identica situazione nel 2022, i comuni rischiano il default, cioè potranno garantire solamente servizi essenziali ma dovranno tagliare tutte le altre spese, che significa cultura, contributi, sport, interventi che riguardano anche il mondo della scuola, tutto questo per pagare le bollette. È chiaro che è un quadro apocalittico, ma è anche un quadro irrealistico di fronte alla constatazione che la crisi energetica è legata soprattutto a una grande speculazione e qui la politica alta deve battere un colpo immediatamente.
E il caro energia preoccupa molto anche gli operatori del turismo che oggi ne hanno parlato con il ministro competente Massimo Garavaglia in tour in Friuli Venezia Giulia. Il turismo è andato molto bene, andrà anche molto bene in prospettiva, perché sappiamo, se pensiamo agli americani, questo cambio farà venire voglia ancora per tanto tempo agli americani di venire nel nostro bel paese, in Friuli Venezia Giulia in particolare. C'è questo temone dell'energia. È un problema di dimensioni talmente grosse che è impensabile di risolverlo solo a livello nazionale. A livello nazionale va fatto subito un intervento, il governo ha presentato al Parlamento una risoluzione in cui presenta questi 6 miliardi e 2 di maggior gettito che possono essere subito utilizzati, tra l'altro vengono proprio dall'ottima performance del turismo che c'è stata nei primi mesi dell'anno. Alla fine il decreto sarà nell'ordine dei 10-15 miliardi, vedremo la cifra esatta e verrà emanata a questo punto giovedì a seguito della votazione del Parlamento. Questo risolve tutto? Chiaramente no, però sommato al decreto aiuti bis dovrebbe iniziare a dare una boccata d'ossigeno agli operatori. Nuovo Recruiting Day in Regione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, protagonista questa volta PF Group, già Politecnica Friulana, 90 i posti messi a disposizione. La Politecnica Friulana Group, in collaborazione con la Regione, ha programmato un nuovo Recruiting Day per il 27 settembre e la chiusura della raccolta dei curriculum per il 22 dello stesso mese. L'azienda friulana mette sul piatto 90 posti di lavoro. Che profili state cercando? Cerchiamo sì degli operai, delle persone qualificate, ma non solo. Siamo assolutamente a disposizione per la formazione in azienda, che sia dal punto di vista formale che dal punto di vista pratico. Il sistema funziona. La dimostrazione si è avuta la scorsa settimana nella Bassa, a Muzzana del Turniano, per un'altra azienda dove i curricula esaminati sono stati 360. Entro il 22 le domande, il 27 c'è Recruiting Day direttamente in azienda nella sede della Politecnica in via Croazia a Udine, ospitati dall'azienda, quindi la possibilità per le persone di avere un colloquio diretto con i responsabili aziendali per le offerte che l'azienda sta cercando. Era presente anche l'assessore regionale Alessia Rosolen, che ha evidenziato come il tandem fra regione e realtà produttive funziona e come in termini di agevolazione per far incontrare offerte e richieste del lavoro. A proposito di percettori di reddito di cittadinanza, lei lo ha lasciato intendere, vorrei ma non posso perché la legge va rivista. Va rivista negli aspetti legati alla condizionalità rispetto all'accettazione dell'offerta di lavoro, va rivista rispetto alle tipologie di soggetti che vengono inclusi, ma sono atti e azioni che non competono all'amministrazione regionale ma allo Stato nazionale che l'ha incluso. Massimo Calafiore è stato nominato nuovo amministratore delegato di Lima Corporate, azienda attiva nel settore dell'ortopedia e dell'innovazione. Emmanuel Bonom, che ha guidato l'organizzazione negli ultimi 5 mesi come amministratore delegato ad interim, assumerà il ruolo di Chief Commercial Officer. Lo annuncia la società. Ed ora parliamo di Friuli Doc, tempo di bilanci, si parla spesso di record e sui numeri non mancano le polemiche. Ecco allora che quest'anno il Comune di Udine ha deciso di rivolgersi all'università per provare in qualche maniera a certificare il numero di presenze alla Kermesse di Udine. Questa mattina faceva un certo effetto vedere Udine spogliarsi dai connotati momentanei di Friuli Doc. In poche ore stand e capannoni sono stati smontati decretando la fine della Kermesse, che a Udine in 4 giorni ha portato qualche centinaio di migliaia di persone. Ma sui numeri l'assessore di riferimento Maurizio Franz temporeggia e anzi chiede pazienza perché per la conta si è affidato a chi scientificamente potrà decretare il numero di visitatori. Per non evitare polemiche sui numeri, che possono essere sempre un dato poco oggettivo, quest'anno devo ringraziare l'Università di Udine. Abbiamo l'accordo con la geomatica, per cui fra 2 settimane ci daranno dei dati molto precisi in base ai tabulati dei cellulari, quindi sapremo non solo i numeri esatti ma anche come si sono spostati, le loro provenienze, e questi saranno dati significativi non tanto per alimentare sterili polemiche politiche ma per indirizzare le future azioni, le future strategie su Friuli Doc e su tutta la promozione della città di Udine e del Friuli.
Intanto è tempo di bilanci, uno dei dati più apprezzati è che mentre i numeri sorridono è aumentata la qualità dell'offerta, ma soprattutto non ci sono stati episodi di disordine, la vigilanza c'è stata, qualche patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza. Io ho cercato dall'inizio di togliere questa nomea che a me era un po' antipatica, che Friuli Doc fosse la sagra delle sagre. Qualcuno l'ha messo con un accento polemico, invece per me è una grande soddisfazione che ormai Friuli Doc sia una vetrina di 1000 eventi anche sportivi, presentazioni di squadre di basket, testimonial dell'Udinese, culturali, e soprattutto che sia una manifestazione elegante, ordinata e sicura. Almeno un'eccezione c'è stata, con una udinese di 24 anni che ha ferito ad un occhio una ventenne con un bicchiere di vetro. È finita con il suo arresto la serata trascorsa a Friuli Doc di una donna udinese di 24 anni. Stanotte la giovane è stata arrestata in flagranza per lesioni e resistenza pubblico ufficiale dai carabinieri della radiomobile di Udine. Stando alla ricostruzione dei fatti, verso l'1:30 la donna, in preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito una ventenne di Tavagnacco, colpendola al volto con un bicchiere di vetro e causandole ferite guaribili in 30 giorni all'occhio destro. Poi è fuggita, ma è stata individuata dai militari in un bar di Piazza San Giacomo con i vestiti sporchi di sangue. Non contenta, alla vista delle divise si è scagliata contro i carabinieri. La ragazza è stata portata in caserma in attesa della convalida dell'arresto. Sul fronte sanitario sono stati 12 gli interventi correlati alla manifestazione. Nei 4 giorni di Friuli Doc, a fronte di 200 chiamate dal territorio del comune di Udine, la Sores, presente con la centrale operativa mobile insieme alla Croce Rossa, è intervenuta in 120 occasioni. In 12 casi l'intervento era strettamente legato all'evento enogastronomico e riguardato problematiche minori come perdite di conoscenza o traumi non gravi. Nei momenti di maggiore afflusso in centro a Udine erano presenti una ventina di operatori, tra i quali 2 medici. A quasi un mese dall'infortunio alla caviglia rimediato il 16 agosto scorso, il sindaco di Udine è tornato operativo. Questa mattina Pietro Fontanini infatti è tornato a lavorare nell'ufficio di Palazzo d'Aronco, sorridente e carico d'energie. È bello essere ritornato in comune, ha spiegato il primo cittadino, ringraziando chi in queste settimane gli ha dimostrato affetto e vicinanza. Ora, ha puntualizzato, si continua a lavorare per la nostra Udine e per il nostro Friuli. Missione in Croazia, oggi per la regione al centro il progetto della Hydrogen Valley. Obiettivo 2045, l'idrogeno come carburante principale per i mezzi, ma non solo, un elemento a zero impatto ambientale che potrebbe portare a una svolta. Il Friuli Venezia Giulia rientra tra le 5 regioni che il governo ha indicato come capofila della creazione della Hydrogen Valley e oggi a Zagabria l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro ha incontrato gli stakeholder e tra gli altri il sottosegretario all'economia e allo sviluppo sostenibile della Croazia Ivo Milatic e il ministro delle infrastrutture della Repubblica di Slovenia Tina Sersen, oltre ai rappresentanti del gruppo di lavoro interdirezionale dell'amministrazione regionale coordinato dalla Direzione Lavoro, Università e Ricerca. Oggi abbiamo posto le basi per una cooperazione transfrontaliera alle valle dell'idrogeno nord Adriatico tra la nostra regione, Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia. Un importante finanziamento che speriamo di poter ottenere dalla Comunità Europea di 25 milioni di euro, diviso equamente fra le 3 partner internazionali, ma anche tanti altri finanziamenti e una rete di conoscenza, di studio e di tecnologia per portare quello che è il futuro dell'idrogeno. Entro oggi Varsila deve presentare a governo, regione e sindacati il piano per la mitigazione degli esuberi. Al momento nessuna novità. Andrea Pierini. Verrà consegnato a brevissimo, o almeno entro la giornata di oggi, il piano industriale del gruppo Varsila, che dovrebbe prevedere un piano di mitigazione per quanto riguarda l'impatto dei 450 esuberi che si verrebbero a creare con la decisione del gruppo di dismettere una linea produttiva dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle. Oggi è il giorno, il documento verrà consegnato sia alla Regione Friuli Venezia Giulia ma anche alle rappresentanze delle sigle sindacali, ai ministri Giorgetti e Orlando rispettivamente dello sviluppo industriale e
mondiale del lavoro. Cosa succederà? Questo piano dovrebbe prevedere un modo per ridurre l'impatto di questi esuberi, si parla di 450 posti di lavoro diretti e altrettanto indiretti. Per quanto riguarda le scadenze, oggi la consegna di questo piano alle sigle sindacali, poi ci saranno 30 giorni di discussione e poi dovrebbe partire la cassa integrazione per quanto riguarda gli esuberi effettivi, che dovrebbe durare un anno. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo il notiziario sportivo, poi le previsioni del tempo con Antonino Renda. Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.